troviamo a Casali Birri, a cavallo tra il fiume Natisone e il torrente Torre, con noi la presidente della ASD, Greta, al quale chiediamo subito come nasce questa iniziativa, ma soprattutto come mai i cavalli hai scelto? I cavalli sono nella mia vita da 35 anni, praticamente da quando ero piccola. E io ho cominciato a montare qua, facevo salto ostacoli e quando ho saputo che il maneggio era a disposizione sono venuta a chiedere la possibilità di prendere in affitto alla signora Angela Pozzo. Io ho cominciato qua con il suo compagno Gianfranco Tonali, il maestro Gianfranco Tonali, e il posto mi piaceva perché c'era la possibilità di tenere i cavalli liberi al prato, il posto è tranquillo, vicino al fiume. E lungo il mio cammino ho incontrato Federica Lestuzzi e la dottoressa Elisa Ciani e nella mia testa c'è sempre stata l'idea di far lavorare i cavalli con i bambini. Quindi incontrando loro ho detto adesso lo posso fare con dei professionisti. Dunque possiamo dire non solo il classico maneggio che uno è abituato, cioè viene qua a prendere il cavallo, farsi il giro e arrivederci, ma anche vivere la campagna, conoscere la natura, tante altre cose, no? Connesse. Certo, io voglio che la gente conosca i cavalli per quello che sono in realtà, non animali chiusi in un box, ma allo stato brado, fuori, nei campi, di conoscere la natura, come dice lei, e di approcciarsi un po' a tutti gli animali nella maniera corretta. Senti, quanti cavalli avete? Ci possiamo dare tranquillamente del tu. Okay. Quanti cavalli avete a disposizione all'interno del vostro maneggio? Adesso abbiamo una ventina di cavalli che sono sia di soci proprietari sia nostri per fare le attività con i ragazzi. Vedo che sei affiancata dal tuo fidanzato, Sì, mio devo fidanzato. sentire due battute anche da lui. Buongiorno. Ecco, come mai questa passione anche tu da piccolo? Sì, come lei è da sempre che Certo. siamo appassionati ai cavalli, l'abbiamo fatto insieme, quindi portiamo avanti questa cosa. Ecco, cosa vuol dire tenere in piedi una struttura del genere? Ma sicuramente è un lavoro costante di tutti i giorni e quindi comporta molti impegni, però diciamo che anche dà delle soddisfazioni non indifferenti. Ti vediamo sempre all'opera perché tu mi hai detto prima io preferisco vedermi al naturale, nel senso far vedere che lavori, non è qua la solita direttrice che dà gli ordini, in giacca e cravatta e gli altri sgobbano, no? No, a me piace fare le cose da sola, mi piace occuparmi dei miei cavalli dalla A alla Z e l'ho sempre fatto, difatti lavoriamo qua io e lui e basta. Lui ha anche i cavalli da corsa, quindi la mattina lavora e allena i suoi cavalli, il pomeriggio viene qua e mi dà una mano nelle cose che io non posso fare di manutenzione. Certo. E a me piace così, mi sono sempre gestita il cavallo da sola anche da piccola. Senti, per concludere, siete aperti tutto l'anno? Sempre, tutto l'anno, 7 giorni su 7. Siamo sempre qua. 0,24? Sì, no, proprio no, però insomma se serve, tipo Certo. 2 giorni fa c'è nato un puledrino, eravamo qua anche la notte per assisterla, la mamma. Bene, grazie. Grazie. Greta, grazie anche al tuo compagno. Come si dice in questi casi? Si dice in bocca al lupo, in coda al cavallo, cosa si dice? Va bene, in bocca al lupo. Bene. Crepi. Si parla tanto di ipoterapia, cosa vuol dire? Ipoterapia è una terapia che viene utilizzato il cavallo come coterapeuta. È un intervento che io ho integrato appunto nella mia attività come psicologa perché funziona a 360 gradi. Parliamo di deficit di tipo motorio, neuromotorio, psicointellettivo, ma anche problematiche di tipo relazionale per i bambini, per gli adolescenti, ma anche per gli adulti. Ecco, è una cosa che è nata da poco, possiamo dire, in Italia, no? Ma sì, è una cosa che si sta scoprendo, no? Nel senso che la sua funzione ha origini molto lontane, questo tipo di intervento, però è da poco che si dà risalto, anche le nuove linee guida regionali si sono impegnate da poco, no? A dare Senta, risalto. fuori dai denti, le istituzioni vi danno una mano? È difficile, bisogna trovare dei tavoli di lavoro, ci stiamo impegnando in questo senso perché secondo me bisogna trovare proprio dei modi di lavorare, io credo molto nel lavoro d'equipe e quindi pubblico e privato dovranno piano piano mettersi d'impegno e integrarsi. Possiamo tranquillamente dire che in questo momento vi state dando da fare voi, nel senso che non esiste un vero e proprio progetto di sviluppo a livello regionale? No, in questo momento ci stiamo muovendo noi come privati, nel nostro piccolo abbiamo messo più figure professionali insieme. Ecco, quante persone avete, diciamo così, a Casali Birri che state dicendo aiutando per migliorare? I numeri in questo momento precisi, però insomma si stanno avvicinando molto i bambini e anche gli adulti, devo dire. Certo, Io solo personalmente- provincia di Udine o anche da altre parti?
Ma credo che qui in zona copriamo principalmente la provincia di Udine, ma vicino a Gorizia secondo me si sta muovendo anche lavoro sull'alta provincia. Senta, cosa vuol dire prendere in mano un ragazzo che ha dei problemi o anche comunque una persona matura, usiamo questo termine, e diciamo così, avviarla all'attività motoria attraverso il cavallo? Beh, significa innanzitutto dare uno sguardo in generale sulla problematica, per cui tutta la parte della documentazione e l'incontro con i professionisti che lo seguono, e poi strutturare un progetto specifico ad hoc sulla persona per andare a agire su quelle che sono le problematiche specifiche del ragazzo o dell'utente in generale. Siamo in mezzo ai cavalli, allora, da quanto tempo innanzitutto stai facendo questa nuova attività? Perché so che ti sei un po', come si dice, reinventata, no? Un nuovo lavoro. Sì, per tanti anni ho lavorato in un ufficio, ho cambiato radicalmente vita, forse realizzando un sogno, perché io ho sempre pensato di insegnare, purtroppo poi le vicissitudini familiari, i desideri dei genitori ci portano poi a fare delle scelte che non sempre corrispondono ai nostri obiettivi. E quindi niente, mi sono messa un po' in discussione come persona e ho trovato in questo ambiente non solo un lavoro ma anche tanto altro. Ecco, cosa vuol dire quel tanto altro? Allora, per lavorare con i cavalli, oltre ad avere una conoscenza infinita di quella che è il loro modo di vivere, la loro psicologia, devi entrare un po' nella tua intimità, devi capire che cosa vuoi fare e come lo vuoi fare. Questa attività è particolarissima perché non dà tanta importanza alla prestazione di per sé, è sempre un'attività sportiva in fondo, ludica, ricreativa, ma è soprattutto educativa. Quindi innanzitutto per potersi avvicinare a un animale del genere devi essere equilibrato psicologicamente, fisicamente, emotivamente. Quindi già che lui capisce subito meglio di noi com'è la situazione. Esattamente, lui da lontano ci ha già fatto una fotografia. Qualche volta loro riescono a capire che cosa noi abbiamo dentro che ancora non riusciamo a elaborare, loro ci hanno già fotografato, ma questa cosa qua la vedi in campo ogni giorno. Basta che un bambino abbia avuto un problema la mattina a scuola col cavallo, il pomeriggio ha delle difficoltà a relazionarsi. Poi la cosa che viene più spontanea è arrabbiarsi col cavallo, ma in realtà poi se vanno in profondità dopo un po' il bambino magari dice no, è successo questo a scuola, oppure ho litigato con la mamma, eccetera. Quindi so che addirittura voi avete recuperato dei cavalli che rischiavano di finire veramente al macello, no? Sì, non solo qui in questo maneggio, ma già da prima purtroppo la nostra sensibilità ci porta anche a fare un po' opere di beneficenza, recupero, certo. Ma è un recupero particolare perché portarsi uno di a famiglia, casa, dai. Sì, un animale che magari è stato anche maltrattato non è una cosa semplice, perché c'è tutto un lavoro dietro. Il cavallo non dimentica, ha una sensibilità, come abbiamo detto prima, incredibile, per cui cancellare certi traumi che ha subito non è che ci vogliono 2 o 3 mesi, insomma c'è parecchio da fare. Ecco, poi qui tra l'altro l'abbiamo sottolineato anche con la Presidente dell'Associazione Sportiva, c'è la possibilità veramente di sbizzarrirsi in un certo senso, no? Sì, è un ambiente che facilita tante cose. L'attività assistita col cavallo qui è proprio, trova qua un luogo ideale, perché c'è questa pace, questa serenità che devi averla per poter lavorare con altrettanto cavalli sereni e tranquilli, perché l'attività assistita è particolarmente difficile perché devi abbinare 2 personalità completamente diverse tra di loro, che può essere un bambino, può essere naturalmente il cavallo, con un modo di pensare completamente diverso, e se non sono tranquilli, sereni, come dire, proprio in armonia con l'ambiente in cui vivono, assolutamente non potresti metterli vicino. Il gergo tecnico dice lo stato brado, no? Oddio, qua stato brado, diciamo, è uno stato di libertà, però molto domestica. Alla friulana. Sì, il cavallo quando ti avvicini a lui in questo contesto, pur come vedi non lascia la sua attività principale, che è stare con gli altri membri del gruppo e mangiare, però effettivamente ti viene vicino.
viene a prendersi una coccola e poi se ne torna a fare la sua attività principale. Senti, quanti bambini hai sotto di te? Ma io non li conto perché ogni giorno si avvicina qualcuno. Difficilmente un'attività così fatta in questo modo, in questo contesto, viene abbandonata, perché qui non c'è competizione, o nel senso c'è una competizione sana dove ognuno cerca di dimostrare come può quello che può. Noi in primis, oltre ad essere istruttori, dobbiamo essere educatori, per cui l'esempio dobbiamo darlo costantemente, con pazienza, e dobbiamo dimostrare quello che sappiamo fare, ma saper fare anche quello che vogliamo dimostrare, perché altrimenti le cose non funzionano. Senti, per concludere, perché portare un bambino a sposare, tra parentesi, il cavallo? Allora, di base penso c'è la relazione affettiva che veramente porta ad avere dei risultati incredibili. Il bambino ha bisogno sì di essere coccolato, secondo me, ma anche di coccolare. Il cavallo è un animale che, nonostante tutta la sua fisicità, perché ieri sono entrata in maneggio, è nato un puledro e i cavalli erano impazziti qua, sgroppavano, si rincorrevano. Io un'ora dopo dovevo mettere su un bambino, ho detto qua, se arriva qualcuno mi dice se siamo impazziti. Il cavallo è questo, il cavallo sa adattarsi e al bambino piace perché ogni momento che tu passi con lui è un confrontarsi. Non c'è uno sport dove c'è una relazione così intima come l'equitazione, insomma. Io credo che le più grandi vittorie siano state ottenute quando c'era questo binomio tra cavallo e cavaliere, perché di cavalli bravissimi ce ne sono, di cavalieri bravissimi anche, però se non funziona la relazione è Due come poli non si attraggono. ballare un ballo e non essere a tempo, per cui può essere la musica più bella di questo mondo, puoi essere il ballerino più bravo, però non funziona, insomma, quindi questo secondo me è quello che attrae.